Ieri mattina la biglietteria di Arriva Veneto in centro storico a Chioggia ha chiuso l'attività e da questa mattina, mercoledì 19 giugno, ha iniziato la sua attività la sede di Sottomarina in Piazzale Europa. Sarà aperta dal lunedì al sabato, la mattina dalle 9 alle 12, i pomeriggi dalle 15.30 alle 18. La nuova sede risponderà puntualmente alle esigenze della clientela in spazi più ampi e in un ambiente certamente moderno. Buongiorno, lei che è un nostro concittadino sempre attento a queste cose nuove, cosa dice? Naturalmente è una bella cosa che ci siano degli uffici che deve servire la cittadinanza ed è molto bello che qua sia stata aperta una biglietteria per quanto riguarda Arriva Veneto. la Riva Veneto, molto bene e pertanto io sono contento in qualità di cittadino di Sottomarina e di Chioggia. Certo, anche bello perché prima il portico qui era abbandonato, c'è anche questa cosa qua, quindi vuol dire anche vivacizzare la città perché dopo ci sarà un movimento di persone, Logico, non sarà abbandonata, insomma. Perché... è logico, perché tutto quello che si fa è sempre per sentire. Bene, signor Tiosso, la ringrazio. Grazie a lei. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.